sapete, abbiamo parlato anche in altri video del famoso 5G e sempre più scienziati non sono d'accordo sul fatto di questa, diciamo, nuova tecnologia, anche perché molti scienziati avevano cercato di fare dei test prima di mettere in commercio questa tecnologia, anche perché loro credono che faccia molti danni. Nel senso che, ciao Patti, buongiorno pure a te. Nel senso che ci saranno tante malattie che potranno arrivare. Buongiorno a tutti, anche a te Patti, a tutti quanti comunque ragazzi. E potranno portare tante malattie e giustamente gli scienziati chiedevano prima di metterla in commercio di fare dei test più o meno per vedere che cosa poteva capitare all'uomo. In effetti uno scienziato molto bravo di Washington ha detto che giustamente questa tecnologia potrebbe portare all'infertilità. Ecco perché nel titolo ho messo che potrebbe portare all'estinzione dell'essere umano, perché questa tecnologia potrebbe portare infertilità per tutti quanti noi, quindi pensa che potrebbe portare all'estinzione dell'essere umano per questo motivo, perché ci sono molti studi che dimostrano che questa tecnologia è vero che sarà una cosa innovativa, più veloce, tutti i calcoli più velocissimi, non si mette in dubbio anche a livello satellitare, non si mette in dubbio, però come dicono loro c'è sempre un prezzo da pagare e quindi loro chiedevano soltanto che prima di metterle in commercio si sarebbe dovuto fare tipo come un esperimento per vedere i danni che causano queste famose antenne. Ciao Lucia. Quindi io vedo che non hanno detto nulla di strano, avevano soltanto cercato diciamo, di fare delle prove se per l'essere umano va bene questa 5G, ma noi lo sappiamo già tutti quanti che già il 4G è dannoso per la salute umana. Figuriamoci ora con l'arrivo di questo 5G che a confronto al 4G, un 4G è una sciocchezza, quindi questo qua sarà una cosa proprio potentissima, quindi parliamoci chiaro, sono radiazioni ragazzi, non è che sono, è come se deve fare una tacca al giorno più o meno, quindi saranno, e quindi il primo organo che lo scienziato dice colpirà sarà sicuramente l'organo riproduttivo e quindi perciò loro hanno detto che sarà questo 5G porterà all'estinzione dell'essere umano, ma non perché viene la fine del mondo, no, perché non avremo più la nostra fertilità, diciamo, questo è il motivo che loro sono preoccupati, quindi dicono che questa cosa nuova possa portare all'estinzione di massa dovuta all'infertilità causata da queste radiazioni. Questa è, diciamo, l'estinzione che ho voluto dire in questo video. In effetti non è che viene la fine del mondo, partiamo da questo. Purtroppo hanno chiesto a vari, diciamo, ministri e a tutti quanti di fare dei test che purtroppo non sono stati effettuati, quindi come si dice, è come la roulette russa, è tutta una sorpresa. Può uscire, come si dice, rosso oppure può uscire nero, quindi come sempre mi sa che uscirà il nero perché è difficile che esce il rosso. Cioè mettere una cosa in commercio senza valutare gli effetti che può avere diciamo, sull'intera popolazione umana e anche non sta bene, anche penso che qualcuno doveva fermare queste persone perché mette a rischio la salute di tutti noi, quindi non capisco perché, però purtroppo la domanda è più facile di quello che era. So ragazzi, purtroppo con i soldi si compra tutto, quindi si compra anche il silenzio di tante persone, il silenzio di tante cose e hanno fatto questa tecnologia. Difatti gli scienziati non gli hanno dato il tempo di testare questa tecnologia del 5G, Maria, dalla tecnologia che andrà, diciamo, fra poco partirà in effetti con i cellulari
il 4G già era dannoso per l'uomo per tante cose, ora il 5G calcola che è 1000 volte più potente del 4G e calcola che cosa potrebbe succedere a noi. Diciamo che purtroppo metteranno antenne dappertutto, quindi immagina tutte le aree, come tutto il giorno ti va a fare una tappa, diciamo. Già così col 4G è come se ti fai un torace al giorno. Con la 5G ti va a fare l'attacco ogni giorno, quindi immagina quante radiazioni il corpo umano deve assimilare. Quindi non credo che sia tanto buono e gli scienziati la prima cosa che colpirà il nostro diciamo sistema riproduttivo e quindi porterà sicuramente all'infertilità. Questo era perciò nel video stava il titolo estinzione, il 5G porterà all'estinzione, ma non perché viene la fine del mondo, perché nessuno poi sarà in grado di fare figli a causa delle troppe radiazioni che il corpo umano giustamente assorbe da queste antenne del 5G, che poi saranno installate a milioni, poi vedrete quando ne verranno messe giustamente per coprire le aree poi. Sì, sì, a parte che anche gli animali ne subiscono, se l'uomo subisce le conseguenze, figurati gli animali. Quindi significa che anche gli uccelli, quelli là che sono migratori, che fanno, perderanno la concezione dello spazio e del tempo anche loro, quindi non è un problema a livello umano, ma a livello di tutto, diciamo, fra regno animale e regno umano. Quindi un casino nel casino, come sempre dico io, quindi sempre e solo ragazzi per i soldi. Al finale è tutto sempre perché vogliono avere miliardi di miliardi di miliardi. Che poi io voglio capire una cosa, no? Qui dobbiamo andare sottoterra tutti quanti, no? Per fare tutte queste ricchezze, a cosa serve? A fare una bella vita. Ma quanto puoi campare? 70, 80, 90 anni? E poi, quindi tutti sti miliardi che te ne fai? Neanche te ne vedi bene alla fine. Tanto te ne puoi vedere bene 30, 40 anni, ma già passate una certa età non ce la fai più. Quindi già passati 64-65 anni, miliardi o non miliardi. Se, come si dice, la vecchiaia incomincia, non è che te ne vedi tanto bene. Diciamo che se uno incomincia a diventare ricco, diciamo che più o meno dai 25 ai 55 anni, 30 anni puoi vederti bene, diciamo, della tua vita. Ma poi no, penso che no. E intanto Antonella, comunque pazzi o non pazzi, questi comunque hanno avuto l'ok per mettere tutte queste antenne e nessuno ha potuto fare nulla, neanche gli scienziati che avevano chiesto che prima di montare queste antenne volevano testare qualche, diciamo, le controindicazioni sull'essere umano. Invece neanche questo è stato, diciamo, studiato, in effetti le mettono e come si dice, come va va. E come dice che Dio ci aiuti e buonanotte. Non è che hanno studiato, hanno detto vabbè le mettiamo, vediamo che cosa succede. No, non si può, no, no, le mettono e basta, non è che pensano fanno male, ma pure per i loro figli, neanche per noi, ma anche loro penso che queste persone hanno figli, mogli, parenti, non è che solo noi ci abbiamo famiglia. Però questa gente potente, elite come la chiamiamo noi, diciamo che facciamo sempre i complotti, l'elite mondiale non ne vuole sapere e comandano sempre loro, quindi possiamo parlare da mo al 3000, non cambierà mai nulla. Al finale quando qualcuno dice verrà la fine del mondo, no ragazzi, la fine del mondo la faremo stesso noi, non ci sta bisogno che viene, perché la stiamo creando già noi, quindi non credo che ci sta bisogno che venga l'apocalisse. Perché se continuiamo così con il riscaldamento e con tutte queste antenne, con tutte queste radiazioni e cose, la facciamo noi l'apocalisse. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata. Purtroppo la vita è fatta così, i potenti cercano sempre di guadagnare il più possibile, invischiandosene degli altri, tanto basta che stanno bene loro. Anche se giustamente, come ho detto, i soldi fino a un certo punto. Ma poi facciamo il discorso sempre, se c'hai miliardi e poi prendi una brutta malattia e non ti puoi curare, ma che ti servono tutti questi miliardi se poi non puoi fare nulla?
Quindi fai una vita normale, accontentati di quello che ti passa a Dio e non cercare perlomeno di distruggere le altre persone per la tua ingordigine di fare soldi. Vabbè ragazzi, buona giornata a tutti. Qua a Salerno è uscito il sole un'altra volta, quindi ho perso le speranze che pioveva oggi. Stamattina tutto contento che stava fresco, ma è stato un bluff ragazzi. Quindi ragazzi vi auguro una buona giornata a tutti e come sempre quando ci sarà qualche notizia particolare oppure qualcosa, beata a te Antonio, qua proprio stamattina io mi sono svegliato, ho fatto la diretta, ho detto ragazzi stamattina ha piovuto e frescura pure. Neanche un'ora dopo è uscito il sole, ho detto ma va. Quindi è proprio una maledizione che ci abbiamo qua a Salerno, non lo so. È inutile da fare, io mi ricordo a dicembre qui si sta ancora a mezze maniche, io non lo so. Dalle altre parti vedi che si mettono il giubbino, qua invece a dicembre, allora ti dico, io 2 anni fa, i mercatini a Salerno, beh, i primi di dicembre stavamo ancora a mezze maniche qua, col pantalone però, eh. E la sera giustamente devi mettere tipo un giubbino di jeans e cose, ma tanti per farti capire che qua il freddo per noi è proprio un'opzione. Cioè quasi arriviamo a 10-12 gradi, per noi è festa. Poi quando fa la neve qua è come fare 13 perché nessuno diciamo, la mai vede, quindi quando fa la neve a Salerno, che l'ha fatta 2 o 3 volte in tanti anni, io ho 43 anni, l'avrò visto se no 3 o 4 volte, quindi è una festa per noi, quindi non l'abbiamo mai vista, quindi quando nevica qui tutti quanti col cellulare in mano a registrare, a fare, perché è una cosa che noi non vediamo mai, noi vediamo solo il mare purtroppo. Quello non manca mai, il mare ce l'abbiamo fortunatamente. Vabbè ragazzi, buona giornata a tutti e facciamo stata giornata. Lo so Patti, lì è di casa, qui invece è di casa il mare. Purtroppo come si dice, chi c'ha il mare vuole la montagna, chi c'ha la montagna vuole il mare, non siamo, nessuno mai è contento di quello che tiene, come sempre. Tutti quanti, è bello a te che stai a Salerno, tieni il mare a 4 metri da casa tua, e io invece dico il contrario, stai in montagna, stai fresco, bello a te, e quindi è sempre una cosa, tu dici che è meglio da te, io dico che è meglio da me, quindi nessuno è mai contento di niente, come al solito. Vabbè, ciao Patti, ciao a tutti ragazzi e buona giornata. E facciamoci questa giornata di caldafuso, tanto per cambiare. Ciao a tutti ragazzi, ciao Patti, ciao ragazzi, ci sentiamo.